A lettera a Filemone. Indirizzo: Io, Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, e Timoteo, che è un frate nostro, scriviamo a te, Filemone, amico e compagno di fatica, a Appia, che è una sorella nostra, e a Archippa, che è un compagno nostro in tuo combattimento, e a tutta la Chiesa che si unisce in casa tua. Dio, Padre nostro, e Gesù Cristo, che è il Signore nostro, restano a voi la grazia e la pace. Ringraziamento e preghiera. Quando prego, mi ricordo sempre te e ringrazio Dio mio, perché sente parlare assai buono tutto l'amore tuo che tieni con tutti i cristiani. E la fede tua, rindo Signore Gesù. Tu hai stato e teni la stessa fede nostra. Mo, favore pure a noi tutto bene che potremmo fare campagna per Cristo. Amica mia così cara, tu hai saputo sollievo e consuolo parecchi cristiani e chi sta amore tuo, a manica larga, ha portato una rossa prezza e ha fatto consola pure a me. A richiesta a favore Onesimo. Con tutta quella forza che aveva a me, a Cristo, io potessi pure comandare tutto quello che tu avessi fa. Con tutte che si ti voglio domandare una cosa, non me l'amore. A così come mi trovo, io Paolo, vecchio, e mo pure prigioniero per mezzo di Gesù Cristo, ti voglio domandare un piacere a favore Onesimo. Ca, rindo carcere, chi sta diventato un figlio mio, e chi lo stesso Onesimo che una volta non è servito a niente a te, e mo invece può servire assai a te e a me. Chissà mo è diventato come una parte di me stessa e il cuore mio, e io voglio mandato te. Sarei stato assai contento se l'avesse potuto tenere insieme conmigo, mo che mi trovo in tuo carcere per aver pregato il Vangelo di Gesù Cristo. Chi sta avesse potuto dare una mano al posto tuo, ma non ti voglio forzare a farmi questo piacere, voglio che tu stesso facessi con tutto il cuore tuo. Perché sta giù deciso e non fa nessuna cosa senza che tu fossi accordato conmigo. Può essere che proprio perché Onesimo è stato spartuto a te per un certo tempo, perché tu potessi avere una volta per me, per sempre. Ma non l'accetta più come uno schiavo, perché questo mo è assai più uno schiavo. Per te mo è come un frate, è assai caro a me e assai più ad essere caro a te, tanto come un uomo, come una persona che sta credendo a Cristo. Perché se ti dico, se tu pensi che ovvero sei un'amica mia, accuoio Onesimo come accogliessi a me stessa. Eppure se Cristo avesse fatto un torto, o se Cristo ti avesse restituito qualche cosa, metto ogni cosa in coppa conto mia. E questa lettera, scritta con la mano mia, è una garanzia per te, perché io, Paolo, voglio provare io stesso per Cristo. Ti volessi pure ricordare che pure tu tieni un rebbito conmigo, un rebbito di te stesso. Sì, frate mio, per tutto quell'amore che porta il Signore, fammi contento. Dammi questo consolo per tutto l'amore che porta a Cristo. Ti ho scritto chi ne fiducia, perché sono sicuro che tu farai quello che ti sto domandando. Anzi, sono sicuro che tu farai pure una cosa in più. Rinda a questo tempo a preparare pure un posto rinda a casa tua, perché spero che preghiere vostre mi potessero far tornare una volta in mezzo a voi. Saluto finale. Ti saluta Epafra, che sta in galera insieme conmigo, sempre per mezzo di Gesù Cristo. Ti mandano saluto pure Marco, Aristarco, Dema e Luca, che sono i compagni miei, da fatica. A grazia di Gesù Cristo, Signore nostro, stesse sempre con tutto quanto voi.